Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritornati sul canale. Come sempre, notizie non nuove, ma comunque che disdicono del fatto di ieri. Come vi ricordate, ieri ho fatto un video dove un ingegnere della NASA affermava di aver creato un motore elicoidale a velocità della luce. In effetti, ragazzi, sono andato a girare un po' per internet sulle nuove possibilità di viaggiare alla velocità della luce e le cose stanno in realtà veramente così. La velocità della luce è 299.700 km al secondo. Nulla può andare più forte, quindi è assolutamente impossibile andare più forte della velocità della luce. Quindi, anche se è assurdo, è così. In effetti, non potrebbe mai accadere una cosa di questa perché al 99,9% della velocità della luce, ragazzi, un uomo di 80 kg avrebbe una massa di circa 2 tonnellate, quindi più la velocità aumenta, più la massa è la stessa. Quindi immaginiamo che stiamo su un'astronave, un uomo e la stessa astronave avrebbe una massa molto più grande, quindi più andremo veloci, più la massa aumenta. Ecco perché ci sta è uguale a mc al quadrato, perché la massa è uguale alla velocità della luce, quindi più aumenta la velocità, più aumenta la massa di un oggetto. Quindi statisticamente per questa teoria è impossibile che qualsiasi oggetto o persona o cosa che sia possa, diciamo, correre più veloce della luce oppure alla velocità della luce, perché qualsiasi corpo è legato alla sua massa, perciò m al secondo sta la famosa equazione m uguale a mc2, dove c è la velocità della luce, quindi la massa è la massa, la c è la luce, quindi sono tra l'altro energia e massa due identità equivalenti che possono trasformarsi l'una nell'altra, quindi automaticamente qualsiasi cosa, oggetto, uomo che potrebbe viaggiare alla velocità della luce avrebbe una massa molto molto più grande, quindi un uomo di 80 kg addirittura una massa di 2 tonnellate. Ecco perché la teoria dice che la velocità non può essere mai raggiunta, perché non si potrebbe statisticamente fare per le leggi della fisica che perlomeno sono queste qua per adesso. Quindi qualcuno ha provato a dire che ci stanno i famosi, che cosa erano, i taglioni, che potrebbero viaggiare alla velocità della luce. Se anche esistessero, perché non è detto che esistano, quindi ancora non sono stati individuati, non potrebbero mai rallentare, cioè accelererebbero sempre all'infinito e quindi sarebbe come un motore che tu non puoi fermare, quindi non ci sarebbe alternativa. Poi il problema rimane sempre lo stesso. Il problema è la massa, quindi più veloce vai e più la massa aumenta. Quindi sono regole che secondo me, ragazzi, non possono essere oltrepassate. Sarebbe più corretto dire che eh, possiamo creare un wormhole, un buco spazio-temporale, passare da una parte all'altra in modo rapido, questo sì, ma per andare alla velocità della luce è impossibile. Cioè, possiamo sì passare da uno spazio all'altro attraverso un buco, come questo buco nero nella foto di Einstein, però nessuna cosa potrebbe andare alla velocità della luce perché aumenta la massa. Poi automaticamente più veloci si va, più il tempo va a rallentare, quindi ci sono troppi fattori che non possono coincidere. Sì, 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 la quantistica, sì. In effetti se tu vai alla velocità della luce è come se il tempo rallentasse, quindi se tu superi la velocità della luce
uno, il tempo sembrerebbe fermarsi, poi la massa aumenta, quindi sono due cose che non possono avvenire statisticamente, anche perché, come ben sapete, il famoso buco nero, se uno sarebbe ai bordi del buco nero, cioè all'orizzonte degli eventi dove diciamo non esce più nulla, passato l'orizzonte degli eventi è un famoso orizzonte immaginario, non è che ci sta l'orizzonte veramente. Da lì non scappa niente, neanche più la luce. E lì il tempo è fermo, cioè può passare 10 minuti lì, sulla Terra passerebbero milioni di anni, quindi il tempo si fermerebbe. Quindi anche con la velocità della luce il tempo rallenta, quindi più veloce vai e più il tempo va a rallentare. Poi più veloce vai e la massa aumenta in conseguenza alla velocità che tu vai, quindi statisticamente ragazzi non si può fare, quindi è un sogno quello di passare la velocità della luce, anche perché nel video di ieri ho detto che questo aveva fatto un motore di 200 metri per 12 metri di diametro. Allora, forse la velocità della luce si potrà pure passare, ma non è una teoria, una fisica applicata perlomeno nel nostro mondo. Quindi, se è stata fatta e non influisce sulla massa e sul tempo, allora questa è un'altra teoria, non è questa qui. Perlomeno noi abbiamo questa teoria qui. Qui è uguale a mc al quadrato e basta. Quindi energia, massa e velocità della luce. Questo è. No, questa è la è uguale a mc, è energia, m massa per velocità c. Quindi la formula è questa, ragazzi, non ci sta, purtroppo è questa qui che abbiamo noi, che poi esseri intelligenti sono riusciti a elaborare un'altra fisica, un altro caso che nonostante si viaggi alla velocità della luce, il corpo umano non aumenti di massa, allora questo è un altro discorso. Però per la fisica nostra è impossibile viaggiare alla velocità della luce, quindi non solo dovremmo risolvere questa teoria in effetti, perché anche se faremo un motore alla velocità della luce, chi ci andrebbe dentro? Anche perché non è un uomo di 80 kg, diventa 8 tonnellate. Quindi sarebbe impossibile proprio per andare. Chi va solo la navicella va. E anche la navicella stessa è soggetta comunque alla massa. Quindi in effetti si dovrebbe trovare qualche metodo poi per non far aumentare la massa a quell'oggetto che viaggia alla velocità della luce. Quindi parliamoci chiaro, ragazzi, è impossibile farlo proprio. Quindi secondo me l'ingegnere della NASA di ieri non stava, come dico io, tanto bene, quindi però se è un'altra teoria che non è più questa qui, che l'energia è uguale a massa come la velocità della luce, allora questa è un'altra cosa, però per le teorie che abbiamo oggi della fisica, quantistica, meccanica, tutto, non si può sorpassare la velocità della luce, neanche avvicinarsi a questa, perché la massa si altera come la velocità. Quindi statisticamente, ragazzi, perlomeno fino al 2019 non si può fare. Quindi se poi ci sarà un'altra teoria, un'altra relatività, un'altra equazione che può spiegare che una massa non aumenta in caso di velocità della luce, allora ci può pure stare. Ma per il momento, ragazzi, non si può fare. Ragazzi, vi auguro buona giornata a tutti. Volevo fare proprio questo video per il fatto di ieri che questo ingegnere della NASA ha detto che ha fatto il motore elicoidale, come avevo detto, viaggia quasi alla velocità della luce. Però poi ci ho pensato stamattina, ho detto guarda, se quello viaggia alla velocità della luce, qualsiasi persona, oggetto, cosa, è comunque influenzato dalla massa. Come fa questo a ci arrivare così? Perlomeno dovrebbe dare una spiegazione di come in un corpo oppure un oggetto non subisca, diciamo, l'alterazione della massa.
Sinceramente ragazzi, credo che questo qua ha detto tanto per dire. Oppure ragazzi, ci sta un'altra teoria, un'altra equazione che non sappiamo, però tutti quanti sappiamo questa è l'ultima, quella di Einstein, che ancora purtroppo tutti provano diciamo, a vedere se si può cambiare, però fino a mo' nessuno ci è riuscito, quindi può darsi che prossimamente qualcuno lo faccia, per l'amor di Dio, speriamo, perché anche perché a volte io mi chiedo, no? Certe volte dico, ma a noi a che serve andare là fuori a vedere chi ci sta? Che ce ne importa? Cioè, voglio dire io, andare a vedere se su Marte o su Venere o su Giove ci sta vita aliena, oppure andare fuori dall'universo a trovare queste persone. Ma a noi ragazzi, sinceramente, ma a noi che ce ne importa? Stiamo sulla Terra noi e stiamoci bene tranquilli, quindi perché dobbiamo trovare questa razza superiore a noi? Anche perché sappiamo che nella storia le razze superiori hanno sempre dominato le razze inferiori, quindi perché andare a mettere, come si dice in napoletano, lo sproccolo a stuzzicare queste cose? Come si dice qua, lasciate il mondo come sta. Però questi qua, prima o poi qualche guaio lo faranno, sicuro sono convinto, come l'acceleratore di particelle che vogliono fare il quasar, vogliono fare il big one, tutto vogliono fare loro. Quindi qualche volta pure faranno scomparire la Terra. Perché comunque la fisica è bella e tutte cose, però è altamente anche stabile. Quindi loro volevano creare a CERN un mini buco nero. Ma come ben sappiamo, il buco nero o il wormhole sono oggetti che hanno delle masse spaventose e che sono altamente stabili, quindi sono cose che stanno nell'universo, ma crearlo qui sulla Terra è come mettere una bomba a orologeria sul pianeta. Poi può succedere il paradosso, quindi va a finire che può succedere che creando un buco nero si mangia la Terra in un secondo, quindi speriamo che questi da CERN, quel coso che tengono là sotto, vada sempre male, non funzioni davvero, che ogni volta lo stanno a riparare, quindi perdono solo tempo e soldi. Tanto i soldi li fanno per sfizio a perdere così, a costruire cose che costano miliardi di euro, non milioni, miliardi. Però il mondo è che va così, non puoi fare nulla. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata e come sempre ci sentiamo più tardi.